Solo una curiosità, quanto è passato ai vostri figli dell'amore per il canto? Per l'amore per il canto, per ora l'abbiamo solo sul più grande, che lui giocava a pallone fino a 20-21 anni, poi dopo per una ripicca, non so che cosa, una società non ha ceduto il suo cartellino ad un'altra e in pratica lo obbligava a tenere fermo. Lui ha mandato a monte tutta la sua passione per il calcio, si è messo a suonare con i suoi nipoti e con degli amici e lui ha cominciato a cantare. E quindi diciamo che è un canto un poco melodico, assai rocchettaro e un po', forse è anche un motivo per lui di tirare fuori un po' delle cose che si porta dentro anche dalla sua infanzia, però insomma meglio così che non lo faccia in altri modi. Insomma. Poi abbiamo Lorenzo che è suonatissimo ma che canta tantissimo in chiesa e Loli dice mi fa questo gesto per dire un po' più piano perché Gesù non è sordo, mi ha detto più volte ma lui si deve far sentire. Invece c'è la Jessica e Gianandrea che invece hanno una voce bellissima ma si vergognano, quindi quando c'è bisogno di cantare, di mettersi un attimo in mostra. Sì, infatti, anche quest'anno la recita di Natale, noi facciamo la recita di Natale con la scuola e Gianandrea mi ha detto no mamma è solista, io vado nel coro. Mi piacerebbe dire questa cosa che credo di sbagliare, per correggermi anche se sbaglio. Nella realtà la passione del canto, anche questa è una storia di famiglia, cioè nel senso che mio suocero e mia suocera. Io ricordo tanto la mamma che oltre a fare la mamma, la mugnaia e tutto quello che c'era da fare, da stirare, da mangiare, lei era anche da ragazzina aveva imparato, la sua mamma gli aveva insegnato a fare da cucito e quindi lei spesso alla sera o alla mattina molto presto si metteva alla macchina da cucire e faceva vestiti, giacche completi, camicie, di tutto, faceva di tutto cantando e quindi il canto echeggiava spesso in casa oltre al rumore del mulino, però insomma questa cosa. Io mi ricordo che ero una ragazzina che naturalmente mi ero innamorata di questo ragazzo e andavo a casa sua con la scusa di studiare. Certo. Perché lo andavo in casa sua e quindi mi insegnava la matematica per esempio. E mi ricordo questa cosa, io venivo dalla mia famiglia in cui sono stato molto bravissimo perché era appena morto mio fratello che era un ragazzo grande, per una mamma non deve dire cosa vuol dire una perdita di un figlio. Quindi la mia casa era una casa di lutto, di dolore, di mancanza. E andavo a casa sua, suonavo il campanello, c'era il grande rumore del mulino che andava da giù dalla scala, io sentivo sua madre in casa che cantava. E entravo in casa, in questa casa che c'era questo canto, io questo uomo me lo scuso, tutta la sua famiglia, e infatti è stato Della contenuta che abbiamo sforato ovviamente, sempre sul discorso della mamma. La mamma dal 1990, in pratica lì in parrocchia, era arrivato questo nuovo prete che ha cambiato anche la nostra vita, ha deciso di aprire un centro diurno per gli anziani. E allora ha chiesto a mia mamma se si dava disponibile per fare un po' per seguirla questa cosa. Insomma, la mamma per più di 20 anni, fino a dicembre dell'anno scorso, era l'animatrice di questo centro diurno e tutti i giorni, tutte le mattine, tutti i pomeriggi, con suo fratello che se lo scansava con un carretto, pianino per mano, andava a lavorare, si chiama così il posto, e faceva questo tipo di servizio. In più, da quando purtroppo è morto il papà, un po' gli si è mossa una vena particolare, che era quella di scrivere. Lei ha fatto fino alla quinta elementare e lei si alzava la mattina molto presto, perché per cucire faceva già fatica e cominciava a scrivere, scriveva qualsiasi cosa, quello che gli passava alla mente, ricordi soprattutto, insomma ha scritto anche un paio di libri molto belli e
che sono veramente una chicca che ci portiamo nel cuore per questo dono che ci ha comunque anche lasciato, insomma, così come non solo a noi come figli, ma credo proprio a tutta la comunità. Infatti io credo che l'invito da fare a tutti quanti è se passando il tempo mettetevi a scrivere e scrivete sui fogli la storia della vostra vita, così non solo l'avete raccontata ai vostri figli, ma si compiaceranno di potersela rileggere. E questa è una cosa bellissima, una cosa che mia suocera ha insegnato bellissima. Pensate che uno dei suoi figli, uno dei problemi dei ragazzi che abbiamo sentito, è chiaramente sempre il senso di appartenenza alla famiglia. Quando è che tu appartieni alla famiglia? Quando inconsciamente ti appropri della storia, no? Tu sei figlio di perché i tuoi nonni hanno fatto questo, ti hanno raccontato che è successo questo, sei nato da lì. Questi figli in affidamento hanno il problema che cercano sempre questo senso di appartenerti, no? E gli mancano dei pezzi perché effettivamente non sono appartenuti. C'è uno dei suoi figli che l'ha studiata a memoria al punto tale che un giorno li abbiamo interrogato cosa c'è a pagina 20 del libro della nonna, perché c'è un libro dove lei si racconta effettivamente. Lui dice quando è andato in viaggio di nozze con nonno Gino a Roma eccetera eccetera, cioè ha divorato questo libro per sentirsi parte della famiglia. Davvero il mio invito, sono stata in ospedale sotto da gamba con delle persone anziane, l'ho ripetuto anche loro, ho detto scrivete per piacere, scrivete la storia della vostra vita, la ripercorrete, che è una cosa straordinaria, poterla ripercorrere, vi riappropriate di tutto quello che avete vissuto e poi lo regalate a noi, lo regalate ai nostri figli. Questo è un regalo di mia suocera che ci ha fatto bellissimo, vi invito a questa cosa. Noi vi ringraziamo della vostra ospitalità e anche della vostra pazienza ad ascoltare le nostre storie. Spero che qualche cosa vi possa rimanere. Se avete bisogno, noi comunque siamo disponibili. Se conoscete qualcuno ha bisogno un po' nella sfera un po' che vi abbiamo raccontato, noi siamo disponibili, voglio dire, per chi ne ha bisogno. Grazie di nuovo. Io vi concedo avete sulla vostra sedia questo bigliettino, portatelo a casa. Il venerdì prossimo ci saranno, tutti i venerdì di autunno facciamo queste iniziative e la prossima volta parliamo di buone pratiche di consumo consapevole. Quindi insomma mi faceva piacere quando parlavano oggi perché citavano spesso il paese, cioè noi non vogliamo essere campanili, però di appropriarci un po' del nostro territorio, anche conservare l'ambiente che ci circonda è una cosa a cui teniamo molto. E insomma però in realtà viene a parlarcene una scienziata ambientale, quindi una professionista che tra l'altro in questi giorni sta partecipando a un tavolo del comune, un laboratorio per capire insomma come meglio sfruttare il discorso del riciclaggio, dell'economia domestica, energie rinnovabili, insomma. Quindi per chi di voi è interessato a questi temi qua sarà sicuramente una bella serata e al solito come adesso il saluto finale sarà un piccolo rinfresco, così possiamo rimanere qui ancora a fare un paio di chiacchiere e anche stringersi la mano di persona con Walter, Alessandra, con Sergio e Giulietta e buonanotte, grazie.